volontariato organizzato dal nostro club Marco Polo, network interno all'Associazione Ca' Foscari Alunni, che ho l'onore di guidare su mandato della Presidente Monica Boccanegra e del Direttore Marco Cosmo. Abbiamo il privilegio di essere ospiti in questo bellissimo spazio cinema, dunque voglio subito ringraziare il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e l'Assessore alla Cultura Corazzari per la concessione dello spazio e del patrocinio, e l'Ufficio Progetti di Rete di Sistema Nazionali e Internazionali Cinema e Film Commission nella persona della dottoressa Maria Luisa Pagnacco per l'ospitalità e il consenso rivolto a questo award. Ringrazio inoltre il Comune di Venezia e il Sindaco dottor Luigi Brugnaro che ha voluto fregiarci il prestigioso patrocinio civico, nonché la dottoressa Maria Cristina Moreschi del Servizio Tutela e Programmazione Eventi per l'inserimento nel programma Città in Festa. Il Club Marco Polo ha nel suo programma di quest'anno alcuni obiettivi precisi, sui quali abbiamo concentrato con successo le nostre energie. Riconoscere le eccellenze di impresa presenti nella città di Venezia, nel territorio veneto, ma non solo, che supportano da anni l'industria culturale italiana. Questo award 2019 premia in particolare l'indotto del cinema e dello spettacolo, i protagonisti della cultura che lavorano per valorizzare la tradizione, i professionisti che promuovono l'innovazione tecnologica, le imprese che creano valore e rivolgono sempre lo sguardo al loro prestigioso passato. Il progetto Targa Venezia di Club Marco Polo è prodotto quest'anno in collaborazione con partner che ringrazio sentitamente per il loro impegno, le agenzie Happy Agency, Artway e The Wow Factor. Abbiamo inoltre l'azienda Scrinium come partner culturale e sostegno di Dogale Gioielleria, ABT Trading, Caffè Florian e Dimora Storica Bolognini Martinozzi. Voglio ringraziare ora i membri del Comitato d'Onore, oltre a me quale Presidente del Club Marco Polo e ideatore dell'evento, l'architetto Nicolò Bolognini Martinozzi di Montelefre, accademico del Politecnico di Siena, il dottor Mattia Carlin, filosofo, vicepresidente ANGI, Associazione Italiana di Innovazione, il dottor Gualtiero Bricato, District 2050 International Service Committee Chairman, il dottor Roberto Stagnetti, CEO e Marketing Manager di The Wow Factor, il d'arte Massimo Zanta, Manager Mauro Fotino, titolare di Epivenze. Hanno operato con straordinaria capacità e passione per scegliere imprenditori, gli enti e professionisti premiati qui all'Hotel Eccesso Lido, gioiello architettonico e centro culturale di portata internazionale grazie alla 76ª mostra d'arte cinematografica che si tiene in queste sale. Passo ora ai saluti istituzionali. Un particolare benvenuto alle autorità e alle tante personalità presenti. In particolare saluto il Questore di Venezia, dottor Maurizio Mascio Pinto, il Presidente di Confindustria Venezia Rovigo, dottor Vincenzo Marinese, il Delegato Direttore dell'Università Ca' Foscari, dottor Marino Pavanati, capitano di fregata Antonio Papadio in rappresentanza della Capitaneria di Porto. Grazie per il sostegno anche all'Associazione Confindustria Venezia Rovigo e all'Accademia dei Fisiocritici di Siena, a tutti gli sponsor e i media presenti con i loro giornalisti, fotooperatori e blogger. Saluto gli amici giornalisti per i quali ricordo che alla fine ci sarà una grata sorpresa. Ora passiamo al tema della Targa Venezia 2019, Leonardo 500. Numerosi strumenti hanno insegnato la storia del cinema prima del cinema, tra cui giochi ottici e altri dispositivi, che hanno contribuito a creare una nuova modalità di alfabetizzazione visiva. Si tratta di apparati sviluppati e utilizzati nel corso dei secoli in svariati contesti, dagli spettacoli popolari fino a lezioni di fisica nelle università. La fisica della luce di Leonardo ci offre un legame critico fra Aristotele e Galileo, come ci ricorderà il filosofo della scienza Mattia Carlin, vicepresidente di ANGI. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Vedo tanti amici, tanti conoscenti qui presenti in questo luogo così prestigioso per Venezia e per il mondo. Allora, io sono vicepresidente di ANGI, che è un'associazione con un network molto importante che si occupa dell'innovazione in tutte le sue forme, sia nell'ambito economico, culturale, dell'università
all'università, poi sono vicepresidente di tutti i consoli onorari d'Italia e ecco, è una tripla gioia. Ricordati di dire che Leonardo da Vinci mi ha detto, diceva sempre: usate il ferro se no diventa ruggine, per cercare, ecco, l'innovazione, cercare di invogliare le persone a essere sempre attive, non pigre. Detto questo, proprio per questo motivo ho cercato di dedicare anche la mia esistenza proprio allo studio, alla ricerca, al lavoro. Leonardo da Vinci ha letto i libri di Aristotele. Se gli arabi non avessero portato i libri di Aristotele nell'Occidente, noi oggi non conosceremo Aristotele. Se non avessimo conosciuto Aristotele, oggi non potrebbero esserci gli ingegneri e gli scienziati. Galileo diceva, essendo un credente, aveva anche una figlia, Sor Maria Celeste, che il Vangelo ci insegna ad andare in cielo, mentre la scienza ci insegna come va il cielo. Penso che Leonardo da Vinci abbia fatto, sebbene molto probabilmente Galileo fosse nato, forse dopo, no? Leonardo da Vinci l'ha anticipato. Leonardo da Vinci sicuramente ha letto i libri di Aristotele, la politica, la metafisica. La metafisica inizia con una frase molto bella di Aristotele. Dice: un filosofo deve essere un bambino, deve meravigliarsi, deve stupirsi, come quel ragazzo che non è sicuramente un bambino ma era un adolescente, credo, e che ha cantato prima, e io mi sono stupito come un bambino nel vedere questo adolescente che cantava. Quindi invito tutti veramente a stupirsi di cose di non dar nulla per scontato. Quindi il primo messaggio di Aristotele è di rimanere proprio dei bambini. Forse Leonardo da Vinci l'ha capito in pieno questo, è rimasto un bambino e ha cominciato a fare i suoi studi, i suoi esperimenti, le sue visioni. Poi ha studiato anche altri filosofi che adesso non mi soffermo, per esempio Anassagora, che aveva già avuto delle visioni sulla realtà, su come funzionava il mondo. Ricordo che siamo già 500 anni prima di Cristo e 500 anni prima di Cristo i filosofi greci presocratici avevano già studiato, sapevano già quale fosse il raggio della Terra. Ecco. Quindi Leonardo da Vinci da queste sue intuizioni ha cominciato poi a elaborare degli studi sulle visioni, sulla fotografia, eccetera. Un filosofo austriaco, per esempio Wittgenstein, direbbe un isomorfismo tra gli elementi della fotografia e gli elementi etici, perché se noi guardiamo una fotografia, quando vediamo la fenomenologia dello sguardo o un sorriso, eccetera, possiamo capire anche l'anima della persona. Quindi questo è un inno anche ai fotografi, che spesso non sono considerati degli artisti, che io invece credo siano degli artisti. Concludo dicendo che Leonardo da Vinci, grazie ai greci, grazie ai rinascimentali, che in qualche modo il loro motto è: fate della propria vita un'opera d'arte e di ricerca, è riuscito oggi a darci degli studi, soprattutto quelli di idraulica, importantissimi. E con questo concludo invitando tutti, per quanto possibile, visto che siamo alla mostra del cinema d'arte, di fare della propria vita un'opera d'arte, e do la parola a Niccolò Bollonini. Grazie. Intanto grazie per avermi invitato e di essere qua. Sì, Leonardo ritiene che le teorie della luce aristoteliche elaborate dagli arabi erano interessanti, ma ancora c'era di contenuto. Ora lo leggo perché è un po' lungo. Decise che per studiare la luce si dovesse ripartire dall'occhio umano. Nel libro di pittura che raccoglie il pensiero di Leonardo, redatto da Francesco Messi, si legge: l'occhio che si dice finestra dell'anima
È la principale via donde il comune senso può copiosamente e magnificamente considerare le infinite opere della natura. Nel 1478 il genio di Vinci migliorò l'uso del prospettografo, uno strumento ottico di protezione oggi ancora utilizzato in fotogrammetria che deforma le immagini. La deformazione che si ottiene muta la prospettiva visiva dell'oggetto, si ottiene un nuovo fotogramma dell'oggetto preso da un diverso punto di vista. Oggi si tende a ritenere che Leonardo avesse contribuito nei suoi studi a quanto esposto dall'amico matematico Luca Pacioli, sempre nella Toscana, durante la predica sulla prospettiva che egli tenne nel 1508 proprio qui a Venezia, nella chiesa di San Bartolomeo. Sappiamo che Leonardo nel 1515 si occupò di disegno di edifici e paesaggi dal vero, creò una camera oscura nella quale veniva predicato un unico foro su una parete, sulla quale veniva posta una lente regolabile. Sulla parete opposta veniva così a proiettarsi un'immagine fedele capovolta del paesaggio esterno. Crinium, che è il nostro parte culturale dell'evento, e che si chiama proprio Novatio et Ingenium. Fra l'altro all'interno di questo tomo fantastico, che è una riproduzione di 97 tavole in tiratura limitata, che avrete modo di consultare dopo con la certificazione della Biblioteca Apostolica Vaticana, c'è la possibilità di immergersi in un mondo veramente di ingegno e di grande emozione. Allora, nella sezione cultura abbiamo deciso di premiare l'autrice di Viaggio con Leonardo, un romanzo storico su Leonardo da Vinci, molto filologico, già vincitore del premio La Campana di Burgio 2019. L'autrice scrive da un punto di vista esclusivo, è membro della nobile famiglia Melzi, i mecenati che ospitarono Leonardo da Vinci a Vapro d'Adda, nella villa che contiene ancora oggi importanti lasciti del genio, un affresco leonardesco e lascia passare intestato Leonardo da Vinci, ingegnere, firmato Cesare Borgia. L'autrice è giornalista, docente universitario, contratto in comunicazione di impresa all'Università di Pavia. Vince la targa Venezia 2019 la contessa Katia Ferri Mezzi De Nigri. Grazie a Marco Polo e a tutti voi che siete intervenuti a questo straordinario evento per me qui alla Mostra del Cinema di Venezia e soprattutto a Venezia. Grazie a tutti. Da una delle realtà di Triveneto più innovative nel campo delle riprese per il cinema e la TV. Ci emozionano con i dettagli dell'arte, con le riprese aeree, anche in condizioni estreme. Vince la targa Venezia 2019 nella sezione Cinema prima del cinema l'azienda Vide SPA di Pordenone. Ritira il premio la dottoressa Paola Montanari. Devo dire grazie a tutti, grazie a chi ci ha segnalato, è veramente un onore ricevere questo premio. L'azienda che rappresento è un'azienda che ha oltre 30 anni, è nata nell'88 e si è sempre impegnata nell'ambito della produzione audiovisiva, cercando di innovare e di ampliare sempre le sue opportunità produttive e di sperimentazione. Abbiamo sempre mantenuto un'attenzione sia all'ambito dei contenuti che all'ambito del broadcast e della televisione. Grazie a tutti. Il genio di Vinci ha stupito i suoi contemporanei per la capacità straordinaria
di raccontare le emozioni nel cenacolo, di rendere lo splendore tridimensionale dei volti con i suoi ritratti femminili, di creare ambienti immersivi come la sala delle asse Castello Sforzesco. Vince la targa Venezia Leonardo 500 Drawlight SRL, un'azienda d'avanguardia che ha fatto business partendo dagli studi di ottica. Ologrammi davvero spettacolari. Ritira il premio per il fondatore Micco Delli, oggi in Australia per lavoro, e il suo socio Alberto Fontenini. Sì, grazie a tutti, siamo molto contenti come team di essere premiati oggi qui a Venezia. È un'occasione importantissima e essere presenti in parte un po' protagonisti è sempre molto bello. Ringrazio Dennis e tutti quelli che ci hanno selezionato e scelto. Mi piace poter dire che da 10 anni lavoriamo nel mondo delle tecnologie immersive e che il nostro studio sta portando avanti con molta, diciamo, forza l'unione tra la scienza e la creatività, e quindi cerchiamo di unire le tecnologie e i percorsi emotivi allo studio delle emozioni e all'uso delle emozioni per mandare e trasmettere messaggi importanti sia dei nostri clienti ma anche importanti per quello che può essere il mondo intero in realtà, perché ci occupiamo anche di temi più legati alla sostenibilità, all'ambiente e quindi per noi è molto importante lavorare in questo senso. Grazie a tutti. Le pareti, la carta, le tavole dipinte erano gli schermi che Leonardo utilizzava, al pari dei suoi contemporanei, per raccontare guerre, trionfi, amori, la nascita della vita. Poi sono arrivate le sue macchine da guerra, le Otomi. Il genio ha inventato il cinema prima del cinema, e quando il cinema è nato, in Italia sono nati tanti fratelli Lumière, tanti Jean Méliès, ma una sola realtà da allora è ancora attiva oggi. Siamo orgogliosi di premiare con la targa Venezia 2019 Cinemeccanica SPA, la storica azienda milanese della famiglia Riva che produce proiettori cinematografici addirittura del 1921. Ritira il premio il direttore commerciale Piercarlo Ottoni. Grazie, devo prima di tutto ringraziare l'organizzazione, sono felicissimo di essere qui, molto onorato ovviamente di questo premio, e come giustamente è stato detto Cinemeccanica ha uno stretto legame da molto tempo, ormai l'azienda compirà l'anno prossimo i 100 anni ed è uno stretto connubio tra tecnologia, fisica, ottica e cultura, quindi di fatto Cinemeccanica ha percorso queste evoluzioni delle tecnologie del cinema applicate alla cultura, e oggi siamo ancora qui e siamo molto onorati del premio, ma nello stesso tempo noi siamo sempre stati legati al Festival di Venezia e alla manifestazione, tanto che ancora oggi siamo gli sponsor tecnici della manifestazione e continuiamo ogni anno a innovare. Nello specifico lavoriamo su apparecchiature per il cinema e tutta la tecnologia che oggi porta ad avere per esempio laser applicati all'illuminazione o sistemi digitali tridimensionali o, come è già stato detto, anche sistemi di tipo immersivo. Quindi sono di nuovo particolarmente onorato, ringrazio tutti, è un piacere essere qui. Grazie ancora. È un onore per me ricevere questo riconoscimento, soprattutto nell'anno che celebra il più grande genio creativo di tutti i tempi. La creatività, qualsiasi sia il campo dove venga applicata, è la chiave di volta per raggiungere e per superare qualsiasi problema, per risolvere qualsiasi problema. La creatività è
espressione di se stessi, è energia pura, è quella stanza della nostra anima dove non ci sono pareti, ma i confini sono soltanto gli orizzonti che abbiamo davanti, che di per sé non esistono se usiamo l'immaginazione. Io sono sempre stata, come creativa, affascinata dalla figura di Leonardo, per la sua genialità nel disegnare, progettare, realizzare le sue macchine teatrali, le macchine degli effetti speciali, i costumi, e quanto avrei voluto averlo per il mio ballo del Doge. E di certo ogni creativo ha in comune con Leonardo la costante ricerca dello stupore, della meraviglia, che è poi l'essenza del nostro mestiere. Desidero ringraziare il comitato d'onore dell'associazione Marco Polo di Venezia e del club Marco Polo di Venezia e il club Ca' Foscari Alunni, e vorrei dedicare questo premio, questo riconoscimento alla passione che in tutti questi anni mi ha sostenuta e mi ha incentivato a dare sempre del mio meglio. Grazie anche a Venezia. Potete lasciare un po' di spazio per il nostro barman con un esclusivo cocktail, Ballo del Doge, creato dal barman Mauro Balagnolo, e la sorpresa anche per la contessa al caffè nei mezzi dell'Ill con il cocktail invece denominato Il Viaggio con Leonardo. Complimenti. Vediamo questi due cocktail che sono preparati in modo maestrale. Grazie anche a Venezia. Potete lasciare un po' di spazio per il nostro barman con un esclusivo cocktail, Ballo del Doge, creato dal barman Mauro Balagnolo, e la sorpresa anche per la contessa al caffè nei mezzi dell'Ill con il cocktail invece denominato Il Viaggio con Leonardo. Complimenti. Sono preparati in modo maestrale. Da Mauro Balagnolo. Quanti artisti, quanti grandi nomi dello spettacolo sono passati per il Caffè Florian. Nel corso dei secoli si può vantare il celebre locale di Piazza San Marco. Fu infatti nel 1720 che Floriano Francesconi aprì la sua bottega del caffè. Allora c'è del gin, che è un distillato, certo che sì, sono tutto italiani, sciroppo di lampone per darci un po' di dolce e allungato con il prosecco trevigiano. Laura Vincizzotti, presidente e fondatrice del Museo del Precinema, è stato uno straordinario contenitore pubblico-privato che racconta la storia del cinema partendo dal mondo antico.
del Museo del Precinema,